Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti del pomeriggio. Drammatico salvataggio di migranti in mare a circa 50 miglia dalla costa di Pozzallo, nel Ragusano. La Guardia Costiera ha soccorso un peschereccio con a bordo circa 170 stranieri. Tra le persone tratte in salvo ci sono anche 3 feriti da colpi d'arma da fuoco, uno dei quali versa in condizioni gravissime. E dopo il fermo di Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano accusato dell'omicidio di Paolo Taormina, arrivano immagini, video di una telecamera di Piazza Spinuzza che lo riprendono mentre impugna una pistola. L'ha puntata anche contro di me, ha dichiarato la sorella della vittima, ascoltata in queste ore. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per identificare anche i complici di Maranzano. E ci spostiamo nel Siracusano, dove intorno alle 14 a Canicattini Bagni una donna di 33 anni è stata accoltellata dal suo ex fidanzato, un uomo di 34 anni. La vittima è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore invece è stato fermato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nella zona tra Scordia e Militello in Val di Catania, lungo la strada provinciale per Francofonte. A rimanere gravemente ferito è stato un operaio di origini straniere e dipendente di una ditta di Giarre. Era impegnato in attività lavorative all'interno di un magazzino della zona. E in chiusura il meteo, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per domani in gran parte delle province siciliane. L'isola si prepara al peggio con una forte ondata di maltempo che secondo gli esperti durerà diversi giorni. Ed è tutto per queste edizioni. Io vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito, buona serata e a domani.